Io li ho guardati, ho sgranato gli occhi e ho detto ma luglio 2011 ho capito bene? E ho detto sì sì, luglio 2011 con molta tranquillità, come se fosse una prassi. Forse Sandra Bonassini ha pensato di essere ripiombata il 1° aprile, giorno dei tradizionali scherzi. Invece la dipendente dell'ospedale di San Donà di Piave era serissima. Appuntamento per l'esame specialistico fra un anno e non un esame superficiale. Un ecocolor Doppler, tecnica avanzata per la visualizzazione del flusso dei vasi sanguigni. Un controllo obbligatorio per la signora di San Donà con problemi di cuore. Primi disagi nel 2007, primo esame nel 2008. Il medico di famiglia le prescrive un nuovo controllo qualche giorno fa. Mi sono recata all'ospedale con l'impegnativa e mi hanno detto che la prima data disponibile è luglio 2011, Cioè fra un anno. fra un anno. Prima la sorpresa, poi la beffa, perché una strada per velocizzare i tempi c'è, pagare 115 euro. Se voglio farlo a pagamento, tempo qualche giorno pagando ovviamente e posso scegliere anche il medico. E se no devo recarmi in qualche altro, sempre all'interno dell'USL, però diciamo a distanza di 30 km, insomma spostarmi. La signora Sandra non attenderà il luglio 2011, ma sarà costretta a spostarsi a Fossalta di Portogruaro se vuole essere tranquilla sulla sua salute. Una persona magari anziana riscontra dei problemi, anche io potrei avere problemi perché andando a lavorare ci metto 10 minuti ad arrivare all'ospedale, andare a Fossalta mi ci vuole un'ora andare e tornare. E tutto questo in un Veneto lodato perché è considerato ai primi posti della sanità nazionale. La sanità va così, se uno vuole pagare anche domani mattina è tutto a disposizione. Quando uno è un cittadino qualsiasi viene trattato in questa maniera.